È un filo trasparente e prezioso quello che corre nella pedemontana veneta, il filo dell'acqua che pervade non solo l'ambiente, ma crea ed ha creato storia, impresa, cultura e turismo. Una ricchezza di fiumi montani e pedemontani, Astico, Posina, Leogra, Igna, con punti di interesse naturalistici e turistici. Luoghi da conoscere e da esplorare, seguendo itinerari sostenibili ed inclusivi, dalla Valleogra a Monte al Parco delle Risorgive a Villaverla. Acqua preziosa, acqua purissima, acqua abbondante. Nelle contrade di valli del Pasubio, tante le fonti alimentate da sorgenti perenni, fonti di acque minerali a basso residuo fisso, pronte per l'imbottigliamento. L'acqua da secoli qui ha una funzione produttiva, industriale. Già nell'Ottocento l'acqua veniva sfruttata per uso idroelettrico, per alimentare, quindi per dare energia alle grandi fabbriche che c'erano nel fondovalle, quindi giù a Schio e a Torre Belvicino. Da Valli del Pasubio si snoda per 5 chilometri fino a Sant'Antonio la via dell'acqua, parallela al corso dell'Eogra. Questo tratto di strada breve si possono trovare tutte queste capacità, queste caratteristiche che l'acqua ha, quindi una caratteristica naturale, un aspetto appunto della produzione, la produzione alimentare e la produzione industriale, e un aspetto ludico-ricreativo rappresentato anche magari dalla pesca o da altre attività che si possono fare con la presenza di acqua. Più in alto a Magaprà, da non perdere la cascata di Brazzavalle, alta 30 metri, un unicum. Lì abbiamo fatto una piattaforma aggettante su questo salto che è molto da brividi, però molto bella, si vede benissimo il salto dell'acqua dall'alto, che è una cosa che non si trova comunemente. Un susseguirsi di rogge e canali dove permangono tracce di archeologia industriale. Abbiamo anche un esempio di un pilone di una teledinamica che serviva appunto per trasportare il moto generato dall'acqua attraverso una turbina con delle funi nelle fabbriche dove c'erano i telai per fare appunto i tessuti. Altro esempio è il Ponte delle Capre. Questo ponte, che appunto risale al 1400 in età medievale, che è di una pregiata fattura perché ancora con la sua struttura originaria formata ad arco, unico arco, è in grado di sostenere anche i transiti più pesanti delle aziende che lavorano nel territorio. Quindi un esempio di quanto le abilità dei nostri antenati sono stati in grado di realizzare, che esiste tuttora fino ai giorni nostri. Abbiamo numerosi anche sentieri che permettono di osservare questo torrente nel nostro territorio dall'alto, perché il nostro comune si sviluppa anche in particolare sulle colline. Abbiamo il Monte Enna e poi il Monte Singio dall'altro lato, che praticamente hanno numerosi sentieri in mezzo al bosco, alla natura, e si ammira un notevole paesaggio. Percorsi da non perdere anche lungo l'Astico e il Posina per visitare la cascata della Valcivetta, l'Aste Basse, i gorghi di Casotto, Contrapria, le fontane di Ersiero, i lavatoi di Caltrano, i laghetti di Laghi, il lago di Posina e di Velodastico, l'oasi naturalistica Selgea di Zugliano. Scendendo verso la pianura, ecco il Parco delle Risorgive a Villaverla. Qui abbiamo le acque di Risorgiva che nascono, affiorano del terreno proprio per le caratteristiche del terreno stesso argilloso, quindi tutta l'acqua che viene raccolta in parte nell'altipiano di Asiago, nella zona pedemontana, nelle valli della pedemontana vicentina, torna a riaffiorare proprio qui a Villaverla, nella fascia delle Risorgive. Qui abbiamo un'acqua di Risorgiva che va ad alimentare quella che è la nascita del fiume Bacchiglioncello, che poi diventa Bacchiglione, ma abbiamo poi la presenza del centro idrico di Novoledo, dove viene pescata l'acqua per l'acquedotto della città di Padova. Quest'area, che oggi è una zona sito interesse comunitario e una zona a protezione speciale, che è diventata per l'appunto il Parco delle Risorgive del Bacchiglione, gestito da Viacqua, dove è possibile entrare in una parte ricreativa nei giorni di sabato e domenica e andare ad effettuare anche delle visite guidate con delle guide naturalistiche.
Il parco naturale è anche luogo di ricerca e studio della flora e della fauna selvatica, un luogo di formazione alla sostenibilità ambientale. E proprio nel sito poi delle risorgive esistevano fino all'inizio del Novecento importanti mulini per la molitura del grano e quindi per la produzione delle farine. L'acqua, risorsa preziosa, motore produttivo, naturalistico e storico, tra valli e pianura della Pedemontana Veneta, un itinerario ricco di sorprese.